Al Gescal Stadium di Messina andava in scena la quarta giornata playoff del campionato allievi provinciali messinese. Lo Sporting Atene Messina, reduce dalla prima vittoria in rimonta contro il Torre Grotta proprio 7 giorni fa, ospitava il GS Don Peppino Cutropia, reduce invece da una sonora sconfitta tra le mura amiche del centro di Milazzo per 0-4 contro il Gescal. Sporting Atene che, come già detto, ha trovato la prima vittoria dopo 2 sconfitte proprio col Don Peppino Cutropia all'andata e col Gescal a seguire. Ancora una speranza accesa alla formazione di Mister Creazzo, che scende quest'oggi in campo con D'Andrea, Ballarò, Lombardo, Bongiovanni, Gangemi Saverio, Gangemi Valerio, Ficarra, Bertè, Momodumbia, Catalin e Lopez. Risponde il Don Peppino Cutropia con Loguercio, Zebito, Giunta, Rando, Pellino, Borelli, Naborro, Romeo, Lanza, Camattari e Greco. Dirige l'incontro il signor Giuseppe Saia della sezione di Messina. Classico completo bianconero per la formazione dello Sporting Atene Messina, Total Reds per gli ospiti del Don Peppino Cutropia. Si contendono qui il primo possesso i due capitani, da una parte Lopez, dall'altra Romeo. Quando le due squadre si stringeranno a cerchio per darsi la carica prima del fischio d'inizio, un'occhiata al cronometro per il direttore di gara Saia, possiamo passare a raccontarvi quanto è accaduto nel rettangolo di gioco dopo pochi minuti. Subito un'occasione importante per lo Sporting Atene Messina con Momò Dumbia, lanciato in verticale, prova a incrociare col diagonale trovando però solo il legno. A seguire Mister Creazzo dovrà fare a meno di Bongiovanni, infortunato, al suo posto Soraci con Dumbia che va ad arretrare in linea mediana. Ci prova allora Catalin dalla distanza, che trova però solo il fondo del campo. A seguire buona percussione di Ficarra dal binario destro che libera Soraci a pochi passi dalla porta. Non riesce però nel tavin vincente il subentrato numero 15 della formazione Mister Creazzo, che risulta fin qui un po' imprecisa nell'ultimo ricamo. Infatti prima Catalin e poi Soraci troveranno solo il fondo campo con questi ripetuti tentativi. Spinge però sull'acceleratore la formazione locale, che ancora con Soraci confeziona una clamorosa occasione da gol. Sembra stregata la porta quest'oggi difesa dal classe 2002 Loguercio. Infatti nel finale ci proverà ancora Soraci. Senza fortuna l'esito del tentativo del numero 15 della formazione dello Sporting Atene Messina. Dall'altro lato la timida reazione del Don Peppino Cutropia, affidata a questa azione convulsa in area di rigore, che ha visto Greco cercare la zampata vincente. D'Andrea in qualche modo è riuscito ad allontanare la minaccia. Prima però della pausa c'è l'ennesima occasione clamorosa. Questa volta è Bertè da pochi passi a calciare sul fondo. Seguirà il tentativo, il terzo della gara di Catalin, proprio fuori dall'area di rigore, che quest'oggi non ha ancora centrato lo specchio della porta. Il duplice fischio del direttore di gara Saia manda così le squadre negli spogliatoi. Con il parziale di 0-0 si torna in campo stessi 22. Sporting Atene che proprio alla prima azione però riuscirà a trovare il gol del vantaggio. Infatti è Bertè a raccogliere una respinta corta della difesa del Don Peppino Cutropia e a tramutarla nel gol del vantaggio con questo destro di rara precisione e potenza, che si va a insaccare sotto la traversa della porta difesa da Loguercio. Sporting Atene che ora è in vantaggio con Bertè, terzo gol per lui in 2 partite per il numero 8 di Mister Creazzo. Occhio però alla reazione del Don Peppino Cutropia e attento in presa alta D'Andrea. Atene che allora riuscirà a trovare anche il gol del raddoppio. Lopez viene dentro il campo, palla in verticale per l'inserimento di Catalin. Gol fotocopia a quello che aveva chiuso la pratica contro il Torre Grotta. Questo forse regala di fatto i 3 punti alla formazione di Mister Creazzo. Quarto gol in altrettante partite playoff per il numero 10 della formazione dello Sporting Atene Messina. Sintomo che quando il gioco si fa duro lui risponde presente. Ci prova nel finale la formazione del Don Peppino Cutropia con questo tentativo di Gabriele Romeo sui sviluppi di un calcio piazzato troppo flebile per sorprendere nell'occasione D'Andrea. Negli spalti presenti anche il figlio del presidente Spanò, inquadrato qui alle nostre videocamere, quando il Don Peppino Cutropia resterà anche in 10, espulso infatti Benedetto Zebito, reo di aver detto qualche parola di troppo all'indirizzo del direttore di gara Saia. Nel finale allora spazio a Restuccia per lo Sporting Atene Messina, che prende il posto di Momò Dumbia. Prova piuttosto incolore quest'oggi per il match winner della scorsa settimana. Nel finale è ancora Soraci a cercare la gloria personale. Sembra stregata per lui quest'oggi la porta difesa da Loguercio. Allora nel finale al posto di Lopez entrerà Sebastian Pino, che riuscirà a mettere il punto esclamativo sulla partita. In campo anche Santi Patera a lasciare spazio Ficarra. Come già detto, l'Atena riuscirà a trovare il terzo gol di giornata proprio con il neoentrato Sebastian Pino, prima dell'ennesima occasione concessa a Soraci. Scampoli di gara anche per il numero 17 classe 2002 Roberto Antonuccio, quando l'Atene troverà
sull'assist di Soraci che libera Pino al tiro, il diagonale vincente per fissare il risultato sul definitivo 3-0. Archiviata di fatto la pratica Don Peppino Cutropia, si riaccende la speranza per i ragazzi di Mister Creazzo in vista della qualificazione alle semifinali. Contemporaneamente però il Gescal cede il passo al Torre Grotta, si riaccende tutto infatti nel gruppo A della fase playoff del campionato allievi provinciali. Nella prossima uscita sarà derby tra Gescal e Atene, una sfida che preannunciamo infuocata. Un saluto allora da Claudio Costanzo e alla prossima.